Buongiorno a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento del ciclo di seminari organizzato da Enea insieme alla Regione del Veneto sul patto dei sindaci, un percorso formativo su questo strumento per la decarbonizzazione e lo sviluppo locale sostenibile. Io sono Alessandro Federici di Enea che fra i suoi tanti compiti svolge anche quello di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, di cui faccio parte, e che storicamente, fin dall'avvio del patto dei sindaci 15 anni fa, ha sempre ricoperto il ruolo di coordinatore territoriale nazionale di questa iniziativa. Sono molto contento di questo ciclo di seminari, ringrazio i colleghi delle Regioni del Veneto e di Enea che hanno organizzato il tutto, in particolare per Enea i colleghi Luca Colasuon e Patrizio Pistochini e tutto il gruppo della comunicazione che rende possibile anche in questo momento il collegamento. Dicevo che sono molto contento perché in generale occasioni come queste sono sempre benvenuto per il confronto, lo scambio, la crescita di tutti i partecipanti, ma in particolare perché al nostro fianco c'è la Regione del Veneto, cioè una regione, e questo è un messaggio molto importante nell'ottica di una governance multilivello che come agenzia promuoviamo sul territorio, con una regione che per l'appunto si affida anche al patto dei sindaci per attuare, monitorare le azioni sul territorio e dal basso, l'appunto, ricevere dati, informazioni e più in generale intercettare quelle che sono le istanze, le necessità, le barriere, aspetti essenziali per andare poi a raffinare, a declinare le iniziative, tutta la parte di pianificazione energetica e ambientale regionale secondo quelle che sono appunto le caratteristiche, le peculiarità del territorio, per andare meglio appunto a calibrare quelli che sono gli impatti, le risorse e appunto gli obiettivi da raggiungere che vengono spesso calati dall'alto, come ad esempio anche a livello sovranazionale, come ad esempio derivanti dalle direttive per l'efficienza energetica. Questo tanto più in una regione ampia, variegata come quella del Veneto. E così come è vario il programma di questo ciclo di seminari, toccando tutti quegli aspetti che poi l'amministrazione locale, ma anche chiaramente quella regionale, dovrà andare ad analizzare nell'ambito del percorso di pianificazione, di monitoraggio e quindi di decarbonizzazione nel lungo periodo. Nell'ordine, in poco più di un mese, i temi toccati sono quelli della povertà energetica, della raccolta standardizzata di dati, diagnosi energetiche nelle imprese, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la riqualificazione degli edifici, settore importante su cui molto del potenziale di risparmio energetico si gioca appunto in questo ambito. E ultimo, ma non ultimo ovviamente per ordine di importanza, il financing, le risorse a disposizione per sostenere dal punto di vista finanziario tutte le iniziative da mettere in campo. Diamo quindi inizio ai lavori, anticipo che alla fine ci sarà un questionario, verrà proiettato un QR code a cui fare riferimento per appunto andare a compilare il questionario, e con estremo piacere cedo la parola alla Regione del Veneto, che ringrazio, con l'architetto Franco Alberti, ringrazio lui e tutto il suo staff per la fiducia accordata nell'organizzare questa importante iniziativa. Prego. Ringrazio io il dottor Federici per l'introduzione. A me il compito spetta appunto di parlare un po' anche che il conseguimento di questi obiettivi comunitari rispetto ai temi della sostenibilità ovviamente passa attraverso l'impegno delle regioni. Noi abbiamo cercato di valorizzare il rapporto che c'è stato e che è continuativo con Enea anche per il prossimo periodo, che ci vede impegnati nel mettere in essere, nel porre in essere alcune politiche, strumenti, pratiche a sostegno della transizione energetica. Ovvio che in questo quadro assume un'importanza rilevante il patto dei sindaci quale strumento per l'implementazione delle politiche
delle politiche attive, e come qualsiasi strumento necessita di fasi di accompagnamento, un accompagnamento anche abbastanza strutturale che ovviamente noi abbiamo interpretato con Enea avesse una necessità, una continua necessità di attività formative. Da anni la Regione, appunto, si diceva con Federici, è impegnata nel ruolo di coordinatore locale sui temi appunto della sostenibilità del patto dei sindaci, e la nostra adesione parte addirittura dal 2012. In questo momento siamo in una fase in cui bisogna insistere sul tema della sostenibilità, nel dare ulteriore spinta a questo strumento, e lo faremo appunto attraverso anche queste giornate formative che sono articolate in modo di colmare tutto quel gap anche di tipo formativo che può eventualmente esistere all'interno delle amministrazioni comunali. La Regione Veneto, appunto, con il sostegno di Enea, cerca in qualche maniera di accompagnare questo percorso che darà dei frutti nei prossimi tempi. Su questo appunto stiamo formando anche il piano energetico regionale, sempre con la collaborazione di Enea, quindi vediamo che programmazione, strumenti ed azioni siano la chiave per affrontare i temi che abbiamo davanti. Io mi fermerei qui e ringrazio per la collaborazione. Grazie, grazie Franco, grazie per la preziosa collaborazione. Adesso cominciamo con le presentazioni. La prima presentazione da parte di dottor Luciano Lavecchia dell'Osservatorio Italiano per la Povertà Energetica, che ci introdurrà questo importante tema che costituisce poi uno dei pillar del patto dei sindaci e dei requisiti da inserire nei PAESC. Prego Luciano, a te la parola. Grazie mille, buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Come sarà detto, appunto, io sono un membro dell'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica, che è un network informale non associato appunto a nessuna istituzione di ricercatori e quelli che si chiamano practitioners, persone che lavorano appunto in enti del terzo settore comuni e che hanno diciamo insieme deciso dal 2019 di lavorare per contrastare appunto la povertà energetica nel nostro paese. Allora, adesso, eccole qui, grazie. Il mio intervento è articolato su due punti fondamentali: definizione e misurazione, perché un problema si può risolvere nel momento in cui sono chiari la definizione e i perimetri di azione, così da poter poi capire e monitorare nel tempo il progresso delle eventuali politiche, e poi fare appunto alcuni cenni alle politiche di contrasto esistenti nel nostro paese e se, come e quando stanno funzionando. Partirei intanto con un'immagine di povertà energetica. In realtà ce ne si occupa da parecchio tempo. Questa è una foto storica, appunto, una protesta dei pensionati inglesi del 1974, che già allora, diciamo, facevano presente in alcuni casi come fasce della popolazione più vulnerabili dovevano scegliere se addirittura nel caso dell'inverno la scelta era tra mangiare o riscaldarsi, in inglese eating or heating. È interessante perché, diciamo, questo fa capire come il tema delle spese energetiche sia un tema in cima all'agenda, di nuovo, di particolari gruppi più esposti, diciamo, appunto a basso reddito, e come sia in cima appunto alla lista delle esigenze di vari gruppi della popolazione e in particolare appunto di vari governi nel corso del tempo. Nel caso del nostro paese, noi abbiamo una definizione di povertà energetica che è stata codificata per la prima volta con la Strategia Energetica Nazionale 2017, che è il primo documento ufficiale di un governo italiano che tratta del fenomeno, ed è definita come la difficoltà di acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici o un accesso ai servizi energetici che implica una distrazione di risorse superiore a un valore normale. In poche parole, insomma, non si riesce, una famiglia che è l'unità minima di riferimento, poiché appunto una famiglia vive nella stessa abitazione e poiché, diciamo, il concetto di povertà energetica è strettamente connesso alle caratteristiche di efficienza dell'abitazione, una famiglia non riesce a consumare quanta energia vorrebbe o diciamo ne avrebbe, diciamo, bisogno per fare un minimo delle sue attività.
Nel nostro paese, c'è una misura di nuovo che è stata adottata prima nel 2017, poi nel Piano Nazionale Energia e Clima del 2019 e poi nel Piano della Transizione Energetica del 2022. Questa misura che, deriva appunto da un lavoro di ricerca che abbiamo svolto noi ricercatori dell'OIP e che il governo, diciamo, ha fatto suo almeno per questi documenti, e che vi illustrerò a breve, identifica, nell'ultimo anno disponibile, purtroppo il 2021, poiché appunto utilizziamo dei dati, i microdati che vengono rilasciati dall'Istat e che per il 2022 ad esempio saranno rilasciati a metà dicembre, quindi scontiamo purtroppo un grande ritardo, ma queste informazioni l'Istat giustamente le raccoglie, le analizza e ci vuole del tempo, ecco perché possono essere poi messe a disposizione della comunità scientifica. L'ultima stima del 2021 identificava in povertà energetica circa l'8,5% delle famiglie, pari a circa 2 milioni di famiglie. Nel 2021, se fate caso, la barra arancione l'ultimo anno è più alta della barra del 2020, che era l'anno appunto in cui eravamo tutti chiusi in casa, dove infatti i prezzi finali di elettricità e gas si erano ridotti più o meno nell'ordine del 5% in media. Alcune famiglie avranno pagato di meno, altre di più, però diciamo in media quella è stata la riduzione. Nell'anno successivo, 2021, se vi ricordate, ben prima dell'invasione della Russia-Ucraina, i prezzi di elettricità e gas avevano iniziato a crescere perché c'era stata una ripresa mondiale in seguito, diciamo, alla fine del lockdown, alla diffusione delle vaccinazioni e non c'era stata un'adeguata ripresa dell'offerta perché venivamo da anni di sottoinvestimenti e quindi i prezzi di elettricità e gas avevano ripreso a crescere già dal 2021 e il risultato è stato che, come potete vedere, fondamentalmente per solo questa ripresa dei prezzi energetici e gas, l'incidenza del fenomeno di nuovo che deriva da reddito, prezzi di beni energetici e caratteristiche dell'abitazione, il driver principale è stata appunto la crescita dei prezzi e ha fatto sì che queste quindi si crescesse, ci portasse a una crescita di 0,5 punti percentuali. Ora, come è misurata la povertà energetica nel nostro paese? Come vi dicevo appunto, noi abbiamo fatto una proposta di lavoro nel 2014 che il governo ha adottato appunto per una serie di documenti. In estrema sintesi, noi ci siamo ispirati alla realtà diciamo di chi studia questo fenomeno da parecchio tempo, in particolare in Inghilterra. Vi ho fatto vedere quell'immagine non a caso, in Inghilterra, visto gli inverni particolarmente rigidi e viste appunto anche, le caratteristiche del sistema appunto di finanziamento dell'elettricità e del gas soprattutto, c'è una storica attenzione al fenomeno della povertà energetica, in particolare è connessa al riscaldamento, alla necessità di provvedere il riscaldamento anche per quelle famiglie più povere, più fragili. In questo contesto appunto in Inghilterra era in vigore ai tempi in cui abbiamo fatto appunto questa misura, abbiamo fatto questa proposta nel 2014, una misura che identifica una famiglia in povertà energetica essenzialmente se ha altissimi costi, alti costi dell'energia e allo stesso tempo il totale delle sue spese al netto della spesa energetica la fanno diventare povera. Questa è la sintesi spiegata in parole semplici del primo blocco, quello che vedete nella formula nel box blu, tra i trattini blu. La cosiddetta formula è High Energy Cost e Low Expenditure, quindi una famiglia in Italia è definita in povertà energetica se l'incidenza dei suoi costi energetici, la sua quota di costi energetici sul totale è maggiore del doppio della media e contemporaneamente la sua spesa totale al netto della spesa energetica è al di sotto della soglia di povertà che è identificata dall'Istat. Quindi se una famiglia soddisfa entrambe queste condizioni nel nostro paese attualmente viene classificata come in povertà energetica. Alla fine del 2021 c'erano circa 1,3 milioni di famiglie in Italia che rispettavano questa condizione. Ora, la bellezza e diciamo il vantaggio di questi dati di eccezionale qualità che l'Istat, il nostro istituto di statistica, ci mette a disposizione, i microdati, è tale che appunto i ricercatori possono utilizzarli e fare una serie di controlli, di verifiche e approfondire il fenomeno. E questo è il motivo per cui la ricerca, diciamo, arriviamo come dire in ritardo, guardiamo ancora i dati del 2021, ma perché appunto questi dati sono estremamente ricchi, ci consentono di fare analisi e approfondimenti. Uno di questi approfondimenti ci ha condotto a vedere che ci sono un numero considerevole di famiglie, quasi altrettanto milione di famiglie, che dichiarano spesa per il riscaldamento, che è circa 2/3 delle spese energetiche totali di una famiglia, il resto appunto è elettricità, i trasporti non li consideriamo, sono un capitolo a parte. Quindi, 1 milione di famiglie che dichiara esattamente 0 spesa per riscaldamento. Considerate che nelle spese per riscaldamento noi consideriamo tutto, che uno si riscaldi con il gas, con l'elettricità, col carbone, col pellet, con la legna, che appunto sia attaccato al teleriscaldamento, quale che sia il vettore energetico, noi abbiamo in questa indagine rilevata la sua spesa. E in questo
questo caso la sua spesa non è uguale a 1 euro, a 2 euro, ma esattamente uguale a 0, e contestualmente il totale della sua spesa è al di sotto della mediana. Quindi stiamo parlando di famiglie che poi abbiamo visto sono distribuite sul territorio, quindi non sono soltanto in posti relativamente caldi, non so, appunto le città costiere della Sicilia, della Sardegna e via dicendo, dove magari viene meno anche il bisogno di riscaldare, se non salvo pochi giorni l'anno, ma sono famiglie appunto che sono in così condizioni di deprivazione che appunto non riscaldano, non dichiarano di non spendere nulla per riscaldare, evidentemente perché non se lo possono permettere. Queste famiglie non sarebbero catturate alla prima definizione, motivo per cui abbiamo unito questi due blocchi concettuali, questo blu e questo rosso, e complessivamente arriviamo a 2,1 milioni di famiglie in povertà energetica nel 2021, il numero che vi citavo prima, l'8,5%. Possiamo vedere che appunto tramite questi dati noi possiamo anche spacchettare, cercare di avere una fotografia dell'incidenza del fenomeno sul territorio. In particolare la definizione che otteniamo è che la povertà energetica è molto diversa a secondo della lente diciamo, che utilizziamo per guardarla. È diversa da un punto di vista territoriale, in questo caso per ripartizione geografica, è più alta chiaramente al sud delle isole, anche perché la definizione segue il concetto di povertà relativa, che è più alta appunto nel mezzogiorno rispetto al centro-nord. E nel 2021 notiamo che appunto essa è cresciuta nel nord-est e nel sud, ma si è ridotta nelle isole, e questo perché Sicilia e Sardegna nel 2021 hanno sperimentato un inverno più mite rispetto appunto al 2020, e questo ha determinato quindi un minor bisogno di nuovo di riscaldamento, che di nuovo è la spesa principale di energetica delle famiglie. A sua volta, se guardiamo un altro punto di vista, quello della dimensione del centro dove si vive, vediamo che la povertà energetica cresce all'allontanarsi dai centri urbani. In particolare è più alta l'incidenza nei piccoli comuni o nelle periferie, o se si vive in generale in campagna. Questo è un fenomeno, diciamo, spiegato anche dagli ingegneri dell'architettura. Vive in un appartamento di un palazzo fa sì che l'appartamento sia automaticamente riscaldato anche dall'essere dagli altri appartamenti, sia più isolato, e quindi diciamo abbia una minor domanda di un fabbisogno energetico per mantenere lo stesso comfort termico, rispetto invece alla stessa identica famiglia che vive in una villetta in campagna, dove invece per mantenere una certa temperatura dovrò spendere di più. Attenzione, perché questo fatto che è estremamente chiaro per riscaldamento è simmetrico invece per quanto riguarda il raffrescamento, che è un tema che dobbiamo tenere sempre più a mente in virtù del cambiamento climatico. Gli appartamenti di nuovo soffrono di più, in città si soffre di più il fenomeno delle isole di calore, il fatto di stare appunto in appartamenti, magari in città dove c'è una minor presenza di alberi, rispetto invece a vivere in campagna, magari appunto circondati da alberi che garantiscono una maggior frescura e un maggior comfort termico d'estate. L'anno scorso per la prima volta abbiamo fatto anche un'analisi della distribuzione della povertà energetica a livello regionale. Lo abbiamo fatto per la prima volta, nonostante i dati lo consentissero un paio di anni, perché abbiamo voluto guardare bene, cercare anche diciamo di offrire una stima dell'intervallo di confidenza. Tenete sempre a mente che questi numeri che vedrete vanno comunque interpretati con un certo grado, come dire, di flessibilità. Quell'8,5 potrebbe essere un 8,7 come un 8,3. Tutte le stime hanno un certo margine di errore, e per fare questa cosa a livello regionale, quindi offrire questo margine di errore a livello regionale, abbiamo dovuto un attimino pensare. E come potete vedere, quella eterogeneità che vi ho fatto vedere a livello di ripartizione si riflette anche sulle regioni, di nuovo nord-sud, il gradiente diciamo che è comune a molte statistiche nel nostro paese. Se la media nazionale è 8,5, abbiamo regioni come le Marche, dove l'incidenza del fenomeno è praticamente la metà della media nazionale, e regioni come la Calabria, dove invece è praticamente il doppio rispetto alla media nazionale. Nel 2021 abbiamo registrato incrementi maggiori in Puglia e nel Molise, dell'ordine di quasi 5,5 e 4,3 punti percentuali rispettivamente, e come avevo detto prima invece i maggiori decrementi nelle isole, in Sicilia in particolare, in Sardegna, per via dell'inverno più mite che hanno registrato queste due regioni nel 2021. La bellezza di essere un network è che appunto diciamo, la collaborazione con varie realtà, funge anche come uno stimolo. Ad esempio nel 2022 abbiamo ricevuto, un suggerimento da parte di Save the Children, un'ONG che sicuramente conoscete, nel terzo settore sicuramente conoscerete, di fare un focus sull'incidenza del fenomeno della povertà energetica sui minori, una cosa a cui non avevamo pensato. E quindi diciamo, guardando a questi dati abbiamo rilevato che in effetti il 10% dei minori nel nostro paese, circa 950.000, vive in
famiglie che sono in povertà energetica, quindi un fenomeno estremamente rilevante, non riguarda, ai noi purtroppo pochi minori, ma una fetta importante dei minori nel nostro paese. Quindi questi bambini sono in ambienti che sono poco confortevoli, non possono studiare in luoghi, diciamo, che siano sono luoghi riscaldati, adeguatamente illuminati. Questo a sua volta, diciamo, avrà delle ripercussioni sulla loro salute. Bambini appunto in luoghi più freddi si ammalano più facilmente, potranno andare meno a scuola e quindi, diciamo, accumulare anche meno capitale umano, e questo di nuovo si ripercuoterà anche in prospettiva in futuro sul loro benessere e sul benessere del paese. Peraltro, studiando appunto questi dati ci siamo resi conto di nuovo di una cosa a cui non avevamo pensato, e cioè che l'incidenza della povertà energetica nelle famiglie straniere, in cui la persona di riferimento, quella che risponde alle domande dell'Istat, è nata fuori dall'Italia. E abbiamo purtroppo riscontrato che la povertà energetica è quasi 2,5 volte più alta nelle famiglie in cui la persona di riferimento è straniera. Di nuovo questo è importante per persone come voi che lavorano nel territorio, perché in una campagna, diciamo, in cui si vuole ridurre il fenomeno, bisogna anche iniziare a ragionare, ad esempio, alle barriere linguistiche, a sfruttare i centri di aggregazione delle comunità straniere che vivono sul territorio per diffondere l'informazione, ad esempio dell'esistenza di bonus o altri strumenti che possono far sì che si mitighi appunto l'incidenza del fenomeno in queste sacche, in queste realtà. Possiamo andare avanti. Come vi dicevo, diciamo, l'indicatore che attualmente noi abbiamo sviluppato arriva al massimo a livello regionale, perché l'indagine sulla spesa delle famiglie dell'Istat, che è la nostra fonte di riferimento, è pensata per offrire un'informazione al più disaggregata a livello regionale. D'altra parte, sempre più spesso ci arrivano appunto dal territorio domande e esigenze, diciamo, di accrescere il livello di disaggregazione spaziale, cioè di capire sempre di più come questo si rifletta a livello di comuni, addirittura per le grandi aree metropolitane all'interno appunto delle grandi città, come differente l'incidenza ad esempio a Milano tra Quarto Giaro e il centro città. È per questo motivo che stiamo lavorando a un indicatore, a un approccio completamente differente, che sfrutta gli attestati di prestazioni energetiche, questi documenti che vengono appunto prodotti qualora si ristrutturi, si affitti, si vendi una casa essenzialmente, e abbiamo sviluppato un indicatore che attualmente guarda a livello comunale, ma potenzialmente appunto, come diciamo, può essere utilizzato anche per spaccare le grandi aree metropolitane, e nel caso lo abbiamo potuto applicare sfortunatamente per ora soltanto nel caso della Lombardia, perché gli archivi sono regionali e soltanto Lombardia, Piemonte e Provincia di Trento mettono i dati a disposizione. Se e quando queste informazioni saranno messe appunto a disposizione di tutti e da tutte le regioni, potremo farla appunto per tutte quante. Attualmente, come dicevamo, le zone più blu sono zone a minore incidenza del fenomeno, mentre le zone più rosse, i comuni montani, i comuni appunto distanti dai grandi centri urbani, e che quindi dove magari il costo dell'energia, perché si lontani dalle reti di teleriscaldamento, perché appunto si è disconnessi, appunto si spende di più per portare il gas, il bombolone e via dicendo, sono quelli che invece soffrono di più l'incidenza del fenomeno della povertà energetica. Questa informazione quindi è utile appunto, è replicabile appunto in altre regioni, e potrebbe essere di aiuto appunto esattamente per persone come voi che vivono nel territorio e di diversi comuni, per offrire più che un giudizio quantitativo, quindi qual è l'incidenza del fenomeno nel comune, non è questo lo scopo dell'indice, quanto di offrire un ranking e così di identificare quali sono i comuni, come dire, maggiormente esposti rispetto a quelli minori, a quelli meno esposti al fenomeno. Rimangono 4 minuti che dedicherò brevemente alle politiche di contrasto. Nel nostro paese storicamente noi abbiamo avuto dal 2009 2 strumenti, il bonus gas e il bonus elettrico, sconti in bolletta che fino al 2021 bisognava chiedere esplicitamente. Tutte le famiglie che avevano un ISEE sotto una certa soglia era 7.500, poi è diventato 8.265, ora pian piano si sta appunto aggiornando in base all'indice, all'andamento dei prezzi al consumo, equivalevano più o meno a un paio di mensilità di sconto, di nuovo fino al 2021. Dal 2021 lo strumento è completamente cambiato, è diventato l'erogazione è automatica, basta chiedere l'ISEE e tramite uno scambio di informazioni tra l'INPS e ARERA se appunto si rispetta il requisito dell'ISEE, diventa beneficiario appunto di questo scopo. E anche è aumentato sensibilmente il numero delle famiglie beneficiarie, sono passati da circa 1,4 milioni di famiglie beneficiarie oggi siamo arrivati a 6 milioni di bonus erogati, che non vuol dire 6 milioni di famiglie, un po' meno fondamentalmente, perché si considera, i dati ARERA considerano sia bonus, la somma di bonus elettrico e gas, e anche l'importo è diventato molto molto più rilevante, da 200 milioni a quasi 2 miliardi di euro.
Nell'altro strumento, diciamo, questo diciamo serve per l'idea di bonus gas e bonus elettrico è aiutare le famiglie nel momento di bisogno, quindi quando aumentano i prezzi di elettricità e gas, per far fronte, come dire, o più in generale per far fronte all'esigenza temporanea. Ma per risolvere il problema una volta per tutte, quello che bisogna aggredire è la gamba della casa. Se io vivo in una casa che è energeticamente inefficiente, il bonus o lo sconto in bolletta mi aiuta a superare l'inverno particolarmente freddo, l'estate particolarmente calda, ma è agire sull'efficienza energetica dell'abitazione che, come dire, risolve in maniera strutturale il problema. Nel nostro paese da anni appunto esistono le agevolazioni fiscali per intervenire per il rifacimento della casa, il rifacimento energetico in particolare, l'ecobonus dal 2006 e dal 2020 sappiamo che è stato introdotto il superbonus, qui si è detto di tutto e di più. Sfortunatamente non abbiamo ancora evidenza empirica, purtroppo quel poco di evidenza aggregata barra aneddotica, quei pochi studi segnalano che però le famiglie che necessiterebbero in particolar modo di questo genere di investimenti, quelle più povere, quelle che stanno in affitto e quelle che sono per esempio negli alloggi del social housing, sono anche quelle che meno hanno avuto accesso storicamente a questo genere di agevolazioni. E poi diciamo, prima ancora degli sconti in bolletta, la riduzione dell'IVA e l'eliminazione di oneri di sistema che hanno caratterizzato questi 2 anni, storicamente tutti abbiamo pagato meno le tasse sull'energia elettrica fino a 150 kWh di consumo mensile e c'è stata una riduzione delle accise su gasolio e GPL per quelle aree che non sono fondamentalmente connesse alla rete del gas. Brevemente 2 cose. Abbiamo tutti visto, insomma, negli ultimi 2 anni siamo stati tutti travolti dall'aumento vertiginoso dei prezzi di elettricità e gas, lo vedete appunto rappresentato l'Italia, non si vede mai questa linea in verde, gli altri sono gli altri paesi europei. Per avere variazioni di questo tenore bisogna andare parecchio indietro agli anni degli shock oil. Nel rapporto del 2000 che abbiamo pubblicato a giugno facciamo vedere come una serie di simulazioni in cui diciamo gli interventi governativi che sono stati molto generosi, molto impegnativi in ordine di parecchie decine di miliardi, più o meno come sono riusciti a ridurre o meno l'impatto del fenomeno. Abbiamo 2 diversi esercizi, in un primo caso quello che vediamo sostanzialmente è che noi supponiamo che l'intervento sia stato molto efficace nel ridurre la povertà energetica, ma comunque questa è cresciuta, in un altro addirittura ha ridotto l'incidenza della povertà energetica rispetto al 2021. Vedremo quando i dati saranno disponibili, tra virgolette, quale del modello ha avuto ragione. Termino, la povertà energetica è in crescita nel 2021 per il solo effetto dell'aumento dei prezzi che era molto contenuto rispetto a quello che abbiamo visto nel 2022, vedremo il 2022 cosa è successo. C'è un gradiente nord-sud e città-campagna, ma c'è anche una grande differenza all'interno delle regioni, come abbiamo fatto vedere con l'indicatore, quello diciamo comunale. C'è da attenzionare gruppi specifici come i minori e gli stranieri e anche le aree interne che sono sconnesse da costi diciamo energetici più bassi. Le politiche di contrasto, bonus elettrico e bonus gas abbiamo purtroppo ampia evidenza che vanno a famiglie vulnerabili, ma non necessariamente in povertà energetica, quindi occorre una riflessione in questo senso, come è ormai irrimandabile una riflessione generalizzata sugli strumenti di efficientamento energetico delle abitazioni, su come renderli più accessibili esattamente a queste famiglie. Su questo termino la mia presentazione dicendo che è importante mettere i dati a disposizione della comunità scientifica così che si possa dare indicazioni ai policy maker. Vi ringrazio e lascio appunto spazio alle domande o ai prossimi interventi. Grazie mille. Grazie Luciano per questa bella presentazione che ben restituisce il quadro della situazione, della gravità del fenomeno e quindi anche dell'urgenza di intervenire a vari livelli, anche chiaramente a cominciare da quello locale, con iniziative, azioni anche esemplari da parte dell'amministrazione pubblica per porre rimedio, un freno al fenomeno. Prima di lasciare la parola al dottor Pittalis del GRC, vi ricordo che è possibile porre le domande ai relatori nella chat, anzi vi invito a farlo perché poi alla fine della presentazione del dottor Pittalis ci sarà un question time in cui sia Luciano sia Marco risponderanno ai quesiti posti. Adesso lascio la parola a Marco Pittalis del GRC che da sempre fornisce supporto tecnico e scientifico
all'iniziativa, anche mettendo a disposizione un database super aggiornato e ricco di dettagli, di informazioni sulle azioni intraprese pianificate, intraprese dai comuni che aderiscono all'iniziativa. E adesso entriamo nel dettaglio di come questo pillar della povertà energetica si va ad aggiungere a quello della mitigazione e dell'adattamento nella redazione dei PAESC. Prego Marco. Buongiorno, grazie Alessandro, grazie a tutti, grazie per l'invito a questa giornata di formazione e informazione. Sono Marco Pittalis del Joint Research Center. Il JRC fornisce l'assistenza scientifica all'iniziativa del Patto dei Sindaci e questo avviene tramite diverse attività di formazione, produzione di report, mettere a disposizione il database come veniva precedentemente introdotto. Possiamo iniziare con la presentazione. Oggi quello che affronterò nella presentazione sono un inquadramento del pilastro della povertà energetica e come questo si praticamente materializza in attività che devono essere fatte dai firmatari, e poi andremo a vedere alcune attività di supporto e degli esempi di azioni. Come stavamo vedendo nell'introduzione, il terzo pilastro di accesso all'energia e povertà energetica completa il panorama dei precedenti pilastri, quello di mitigazione al cambiamento climatico e di adattamento al cambiamento climatico. Vista la rilevanza del tema energetico, negli ultimi anni è stato fatto un intenso lavoro di scambio con i vari rappresentanti a livello locale su scala globale, quindi andando a raccogliere input da tutte le diverse regioni del mondo che fanno parte del Patto dei Sindaci, e questo ha dato vita alla formazione del terzo pilastro di accesso all'energia e povertà energetica. Quindi vediamo già due termini: accesso all'energia inteso come accesso fisico e povertà energetica, perché visto che è un pilastro globale deve tenere in conto delle diverse necessità di ogni tipo di regione. Poi noi ci andremo a focalizzare specificamente sul tema della povertà energetica, che è quello rilevante per noi nel contesto europeo. Quindi abbiamo un elevato numero di firmatari che avranno adesso la possibilità di riportare le loro attività, definire degli obiettivi e implementare delle azioni anche su questo pilastro. Il pilastro è allineato al Sustainable Development Goal, in particolare al SDG numero 7, che fa riferimento al accesso a fonti di energia che siano sicure, sostenibili e accessibili a tutti. E come già vedevamo nella precedente presentazione fatta da Luciano, il fatto di lavorare all'interno del tema di energia ha delle ripercussioni positive su tantissimi altri settori, che siano l'educazione, la salute e le diverse fasce sociali, la possibilità di avere attività lavorative che sono più stabili o efficaci. Quello che vediamo nella parte destra della slide sono praticamente i collegamenti e gli impatti indiretti che si hanno nel lavorare sul tema dell'energia rispetto a tutti gli altri temi. Le barrette colorate dove non è possibile leggere il nome, ogni colore immaginate che rappresenta un diverso settore che è influenzato indirettamente da un'attività svolta in campo energetico. Come si struttura il pilastro? Come tutti i pilastri che voi conoscete di mitigazione e adattamento, anche in questo caso abbiamo una struttura che permette di andare a dare un indirizzo nella raccolta dei dati, permette di fare un monitoraggio delle attività che sono state pianificate dalle città, e poi da in là nell'andare a implementare le azioni. Abbiamo una struttura divisa tra assessment, target e piano, valutazione, gli obiettivi e il piano, e anche qui sono presenti dei badge rispettivi
come già presente per gli altri pillar, ed è presente poi anche qui un allineamento con il Global Common Reporting Framework, che praticamente è lo standard globale utilizzato per fare il reporting all'interno dell'iniziativa. È presente all'interno del sito di GCOM, dove è presente il Common Reporting Framework, un capitolo a parte dedicato appunto proprio per questo pilastro. Il documento è accessibile. In termini di tempistica, attualmente il piano, il pilastro è in una fase di transizione, è stato attivato, quindi i firmatari hanno la possibilità di definire il loro piano, fissare gli obiettivi e iniziare a fare il reporting. Non è ancora obbligatorio, lo sarà a partire dal 2025. Abbiamo avuto l'attivazione al 1 gennaio 2023, ci sono 2 anni di transizione in cui non c'è obbligatorietà, ma le strutture, le piattaforme sono già predisposte per dare la possibilità ai firmatari di riportare le loro attività. E la tempistica è, diciamo, quella standard, quella che conosciamo già per gli altri pilastri. Per un firmatario tipo, entro i primi 1 o 2 anni si prevede un'attività per comprendere il contesto locale e raccogliere i dati. Poi a partire entro il secondo anno, dal secondo anno, completamento delle attività di assessment, di valutazione e identificazione degli obiettivi, e poi dal terzo anno la definizione del piano energetico. Anche qui il piano può essere visto come un elemento indipendente che va a completare il piano con i suoi capitoli già presenti di mitigazione e adattamento, oppure se è un firmatario che sta iniziando in questo momento sarà un elemento che è integrato in tutto il piano. E anche il processo, diciamo, è quello che si conosce, rispecchia il processo che è stato seguito fino ad ora negli altri pilastri. Un primo momento di commitment in cui il firmatario aderisce al pilastro, una prima fase di pianificazione con l'attività di valutazione, gli obiettivi e l'elaborazione del piano, e poi le fasi successive di esecuzione, quindi la pratica implementazione delle azioni e condivisione di best practices con la comunità degli altri firmatari. Chiaramente queste sono attività che vanno avanti nel tempo, quindi poi c'è un'attività di monitoraggio e reporting sul monitoraggio, sulle attività, che è un'attività periodica che viene fatta regolarmente e che dà inoltre la possibilità di avere degli affinamenti, fare dei feedback che permettono di aggiornare quello che era stato identificato in fase iniziale dal firmatario. Una cosa importante è che, visto che questo è un pilastro energetico che ha una rilevanza globale, è stato strutturato in fase di concettualizzazione attraverso 3 attributi energetici. Il primo è quello di energia sicura, quindi il fatto di avere una risorsa energetica che è utilizzabile in modo continuativo. Immaginate il fatto di avere una corrente elettrica che non è a rischio di blackout. Un secondo attributo di energia sostenibile, e quindi la possibilità di avere energia che viene prodotta tramite fonti rinnovabili, e poi un tema di energia accessibile. In questo caso accessibilità in termini economici. Nella versione inglese del pilastro abbiamo affordable energy, qua viene presentata come energia accessibile, ma ricordiamo che parlerò in termini di accessibilità a livello economico della risorsa. Perché è stato fatto questo? Perché a seconda della regione geografica che fa parte del patto dei sindaci, uno o più obiettivi possono essere rilevanti, mentre invece alcuni possono non essere di primario interesse. Per il nostro contesto europeo abbiamo come elemento, come attributo energetico principale, quello di energia accessibile a livello economico. La tabella che vedete qui rappresentata è un breve riassunto di come per ogni regione del mondiale che fa parte del patto dei sindaci, ogni regione ha avuto la possibilità di scegliere il tema su cui focalizzarsi principalmente. Quindi vi sono dei casi in cui il tema è
energia accessibile, altri in cui è energia sostenibile, o magari in alcuni casi una combinazione di più temi. Per noi il tema è quello di energia accessibile, quindi povertà energetica. Una cosa importante è quella che il pilastro inizia a introdurre una serie di indicatori per ognuno di questi attributi. Quello che vedete alla parte bassa della mail e della slide sul box di energia accessibile è l'indicatore che è stato indicato come indicatore obbligatorio per questo attributo energetico, che è stato sviluppato come percentuale di famiglie o di popolazione all'interno dei confini della città che spendono una certa percentuale del proprio reddito in servizi energetici. È prevista flessibilità sia in termini di reporting, si considera o famiglie o popolazione, sia in termini di questa percentuale soglia che viene definita poi direttamente dal firmatario. Un elemento importante di questo pilastro che va incontro ai firmatari è quello della, diciamo, flessibilità, riduzione del carico di reporting per completare la propria attività di valutazione. Infatti il requisito che viene richiesto è quello di andare a rispondere ad almeno un indicatore, che in questo caso di energia accessibile, povertà energetica, è l'indicatore che vediamo sulla parte bassa della slide, per andare a considerare l'attività di valutazione completata. Quindi, in parole povere, sarò molto pratico, per andare a considerare l'assessment completo e ottenere un badge di assessment, viene richiesto al firmatario di andare a rispondere almeno a questo indicatore. Ci sono poi una serie molto ampia di indicatori che fanno riferimento sia all'energia sicura, all'energia sostenibile, che a indicatori che vengono categorizzati, e questi sono presenti a livello globale, quindi sono gli stessi indicatori per tutte le regioni del mondo, e poi una serie di indicatori a livello regionale che raccolgono delle peculiarità specifiche per il contesto di ogni regione, che permettono di andare a dare la possibilità ai firmatari di scegliere quale indicatore vogliono utilizzare per avere un quadro più completo. Quello che noi di solito suggeriamo è: chiaramente c'è questo requisito minimo di ridotto carico di reporting per ottenere l'assessment come completato, ma noi suggeriamo sempre di andare a riportare il maggior numero di indicatori per andare ad avere un panorama più completo possibile che vada a descrivere la situazione specifica di ogni firmatario nel modo migliore. Perché questo è importante? Perché avere un quadro completo permette di andare poi a sviluppare delle azioni che sono più puntuali e più precise rispetto alle necessità identificate. Chiaramente si entra in gioco in un tema critico che è quello della disponibilità dei dati per andare a fare l'attività di reporting. Sono però in corso delle attività di supporto che cercano di andare a ridurre gradualmente questa barriera. Di solito io tendo ad essere positivo in questo aspetto, diciamo, è un elemento critico da riconoscere, però se noi pensiamo all'attività che veniva fatta in passato sulla mitigazione, le prime volte in cui venivano fatti gli inventari di produzione di CO2 era una cosa, un elemento di novità. Io auspico che si vada verso un processo che sia simile, in cui gradualmente, con la disponibilità dei dati, poi anche queste attività siano più facilitate per i firmatari. Breve elementi rispetto alle attività di reporting. Chiaramente per il nostro contesto europeo la piattaforma di riferimento è quella del My Covenant, è presente specifica una linea guida, un piccolo documento che serve da guida ai firmatari nell'utilizzo della piattaforma e nelle attività di reporting, e qua ci sono due piccoli screenshot che poi voi
potrete vedere direttamente all'interno della piattaforma. Il primo in alto fa riferimento all'obiettivo e il secondo in basso a destra fa riferimento agli indicatori che sono messi a disposizione. In termini di obiettivi, quello che viene richiesto è quello di andare a definire un obiettivo generale che sostanzialmente si concretizza nell'andare a dichiarare che il firmatario si impegna a combattere la povertà energetica nel proprio territorio riferito ad un certo anno, e poi si avrà un indicatore, un obiettivo cosiddetto specifico che fa riferimento all'indicatore di riferimento. Ovvero, cosa vuol dire? Che il firmatario si impegna a ridurre la povertà energetica, lo farà cercando di andare a ridurre di una certa percentuale la popolazione che si trova in una condizione di povertà energetica nel proprio territorio. Questo è un esempio, poi c'è spazio e c'è flessibilità per i firmatari per andare a definire, rispetto agli indicatori che permettono di fare di andare a tenere conto degli avanzamenti nel tempo, quale è l'indicatore, l'obiettivo specifico che è più rilevante per il loro contesto. Qui vediamo semplicemente in questa slide un focus sugli indicatori che sono disponibili, sono classificati in diverse categorie. All'interno delle categorie ce n'è una definita come aspetti di rilevanza socio-economica, e in questa viene ritrovato l'indicatore che è stato ritenuto come indicatore obbligatorio per i firmatari. Anche qui, visto che siamo in una situazione di transizione, è comunque possibile, diciamo, un grado di flessibilità e di apertura, però viene suggerito di andare a rispondere a questo indicatore, perché poi è un indicatore che viene considerato a livello globale, quindi poi permette anche di fare delle analisi che vanno a cross-referenziare gli andamenti attraverso i vari firmatari nelle diverse regioni. Ho detto brevemente prima che iniziano ad essere disponibili degli strumenti di supporto per i firmatari, per andargli a dare un supporto nella loro attività su questo nuovo pilastro. È presente all'interno della piattaforma EU Academy un corso online gratuito, liberamente accessibile, che è strutturato su diversi moduli. Ogni modulo copre i vari pilastri, i vari aspetti del Covenant. È presente poi in particolare il modulo 4 che si focalizza sul pilastro di accesso a energia e povertà energetica. Quindi lo suggerisco come riferimento per andare a vedere le parti concettuali in un modo facile ed intuitivo. Sono poi presenti degli strumenti messi a disposizione dall'Osservatorio per la povertà energetica europeo. Vi è una piattaforma sugli indicatori, sono indicatori nazionali, quindi diciamo siamo lontani dal livello di granularità che interessa a noi, ma lo segnalo per conoscenza. È presente un handbook, un manuale che fa da aiuto, da guida ai firmatari nelle loro attività di reporting e di preparazione delle diagnosi di povertà energetica. Sono state presenti in passato delle call di assistenza tecnica lanciate sempre dall'osservatorio, ce ne sono state 2 fino adesso, in cui è stata fornita dell'assistenza tecnica ad alcune municipalità a livello europeo, di cui diverse anche in Italia, per andare a intraprendere il loro processo di avanzamento sulle attività di povertà energetica. In questo momento non ho visibilità, non sono a conoscenza sul fatto che ce ne sarà in futuro. Visto l'importanza del tema, auspico che ce ne siano delle altre, però non ho informazioni precise su questo tema, ma vi rimando al sito dell'Osservatorio europeo. Per concludere, una breve carrellata di alcuni esempi di azioni che sono state intraprese da alcuni firmatari a livello europeo, per vedere come poi materialmente in cosa si concretizza all'interno del piano l'azione che deve essere svolta o che viene scelta dal firmatario.
Questi sono puramente degli esempi per dare un assaggio, poi dipende tutto dal contesto locale. Il primo è l'esempio della città di Barcellona in Spagna, in cui la municipalità ha deciso di creare dei punti di consulenza energetica in cui vengono forniti gratuitamente delle attività di consulenza, di supporto ai cittadini per capire meglio le informazioni relative a quali sono le iniziative a cui si può avere accesso, come avere accesso e quali sono i potenziali benefici. Un altro caso, ad esempio, questo fa parte di un progetto europeo sviluppato su diverse municipalità, in cui è stata introdotta un'attività di efficienza energetica in una forma cosiddetta ad abbonamento, che permette di andare a migliorare l'efficienza energetica e ripagare l'attività di efficientamento con i risparmi che questa genera. Questa veniva poi accoppiata anche in questo caso ad un punto di informativo. Un altro esempio dal Belgio, in questo caso dei prestiti energetici mirati in modo particolare alla fascia di popolazione a basso reddito, a cui viene data la possibilità di accedere a dei prestiti super agevolati con un certo plafond per fare delle attività di miglioramento energetico e quindi migliorare la propria condizione delle abitazioni, che abbiamo visto un elemento critico per la condizione di povertà energetica. Per concludere, un altro esempio è un'altra attività, è sempre un progetto europeo sviluppato su diverse municipalità, Sun for All, in cui il tema principale è quello di fare in modo che le fasce di popolazione a maggior rischio di povertà abbiano comunque la possibilità di accedere all'utilizzo, l'installazione di sistemi di energia rinnovabile, visto che in alcuni casi, come già vedevamo nella presentazione precedente, risultano c'è la percezione che siano delle fasce che poi risultano essere non beneficiarie, quindi questo era l'esempio di un'attività mirata particolarmente a queste fasce di popolazione. Segnalo per concludere l'Atlante, che è una raccolta sviluppata dall'Osservatorio di Povertà Energetica Europeo, in cui sono visualizzabili vari tipi di azioni sviluppate da municipalità attraverso tutta l'Europa. Questo perché è sempre utile vedere, avere degli spunti o vedere come il problema viene affrontato dagli altri firmatari che fanno parte della rete. E con questo concludo la mia presentazione, vi ringrazio e rilascio la parola ad Alessandro. Grazie Marco per questa panoramica, questo approfondimento sul tema, sul PR della povertà energetica all'interno del patto dei sindaci. È sicuramente una bella sfida, lo dicevi tu all'inizio, la novità iniziale, quando appunto tutto è cominciato per la ricerca dei dati, la baseline e tutte le elaborazioni necessarie per l'inventario, e adesso bene o male è, come dire, una pratica consolidata e dobbiamo fare in modo che sia lo stesso anche per la povertà energetica. A questo punto inviterei anche Luciano per il question time. Abbiamo più di 70 utenti collegati, che è veramente un buon numero. Abbiamo ricevuto anche diverse domande, a cominciare da quelli in qualche modo, ma chiaramente potete rispondere tutte e due, ma Luciano poi aveva accennato nella slide finale a quelli che sono gli strumenti a disposizione a livello nazionale per il contrasto alla povertà energetica. Il singolo può sicuramente fare ricorso ai bonus messi a disposizione da ARERA, anche se ricordo un'analisi fatta credo da ARERA stessa qualche anno fa, in cui fatta una valutazione degli potenziali aventi diritto, quelli che poi ne facevano effettivamente ricorso era, se non sbaglio, un terzo, quindi insomma probabilmente anche qualche difficoltà di accesso, ma probabilmente a monte di informazione su questa opportunità. E la domanda era poi, dal punto di vista della pubblica amministrazione, quali sono appunto le opportunità
per l'amministrazione, ad esempio per affiancare le risorse disponibili a livello regionale, fondi strutturali ad esempio, ed affiancarle con quelle disponibili a livello nazionale, ad esempio per la riqualificazione energetica del proprio patrimonio edilizio. Mi viene da pensare appunto alle abitazioni di edilizia residenziale pubblica. Luciano, non so se vuoi cominciare tu o rompere tu il ghiaccio. Sì, grazie mille. Io partirei esattamente all'ultima cosa che hai detto, distinguendo un po' i vari casi in base al tipologia di ente. Nel caso di un comune, perché non tutti ce l'hanno, nel caso dei comuni che ancora posseggono appunto le cosiddette case popolari, vuoi con aziende provinciali, regionali o direttamente, insomma, la nostra esperienza, noi diamo un po' una mano a varie realtà per cercare di capire appunto come migliorare i propri programmi. La nostra esperienza è quella, diciamo, che questo è un modo molto, molto potente, perché intanto prima di tutto noi aiutiamo famiglie che sono già in condizioni di deprivazione, quindi se volete non c'è bisogno di occuparsi di cercare le famiglie che come dire vanno aiutate, quelle sono sicuramente famiglie in condizioni di deprivazione. In più le realtà che gestiscono gli enti che gestiscono queste realtà ci dicono che molto spesso i costi energetici sono uno dei punti più costosi appunto nella vita quotidiana delle famiglie, e che spesso chi paga le bollette decide di poi di non pagare il canone, generando poi una crisi finanziaria per gli stessi enti. Quindi risolvere strutturalmente il problema poi fa sì che i conti, come dire, le aziende che gestiscono le case popolari possono tornare quantomeno in condizioni un po' migliori per continuare appunto a progredire nel miglioramento. Quindi un comune che in qualche modo direttamente o indirettamente a edilizia residenziale dovrebbe agire in primo luogo lì. Per quanto riguarda province e regioni, io farei un primo investimento nel monitoraggio, prima di tutto perché, come faceva vedere prima Marco, è uno dei, come dire, prerequisiti anche per l'accesso alle risorse del PAESC, ma anche perché in quel modo si indirizzano meglio le risorse. Capire quale aree del mio territorio, sia provinciale o regionale, è più colpita mi aiuta anche a indirizzare meglio le risorse. C'è poi un ultimo tema per gli altri comuni e più in generale, questo trasversale, è quello dell'efficientamento energetico. Passatemi la battuta, la dico sotto la sorveglianza dei colleghi Enea: efficientamento energetico non è solo cappotto termico, questo è un punto fondamentale nel nostro paese. Ci sono n.000 modi, dagli interventi sugli involucri trasparenti, le finestre, o anche cose più piccole, ad esempio anche a riguardare appunto la dotazione di elettrodomestici. Se sono particolarmente inefficienti, un cambio di un forno, di un frigorifero può incidere sensibilmente sulla bolletta elettrica, e sono anche strumenti, come dire, interventi più alla portata giustamente di realtà che come dire non dispongono del budget del governo nazionale. Quindi ecco, non c'è una soluzione specifica, possono anche essere campagne di informazione, come diceva giustamente Alessandro, spesso le famiglie non sono neanche a conoscenza del fatto che possono accedere a determinati benefici che esistono, ma cui non se ne sono fatte, non sono in grado, insomma non lo sanno l'esistenza. Quindi diciamo non esiste la soluzione specifica, va un po' fatto un'analisi, uno studio, una contestualizzazione. Questi sono un po', diciamo, di suggerimenti che mi sento di dare, ecco, in questo momento. Grazie Luciano, sono assolutamente d'accordo, sia perché appunto da nord a sud l'Italia è lunga, quindi diciamo il contesto cambia da regione a regione, e poi perché appunto oltre a soluzioni, come dire, hard di riqualificazione energetica profonda, il cappotto è che hanno chiaramente un costo la cui accessibilità probabilmente per famiglie in povertà energetica, in povertà, chiaramente non sono accessibili. Poi ce ne sono altre, come dire, soft, a costo zero o quasi, con appunto piccoli accorgimenti di carattere comportamentale che però diciamo, anche se in valore assoluto rappresentano un valore basso in termini economici sulla bolletta, ma in termini relativi in queste situazioni possono effettivamente fare la differenza. Anzi, talvolta si parla di effetto rimbalzo quando appunto al potenziale risparmio ottenibile poi si associano comportamenti non virtuosi, e quindi quello che è il potenziale risparmio fatto 100 poi invece nella realtà è 70-60, perché si vanno ad aggiungere nuovi consumi, però in quel contesto, se partiamo da una situazione in cui il riscaldamento non è sufficiente, allora che ben venga un maggiore consumo per arrivare appunto ad un livello
accettabile di riscaldamento o raffrescamento dell'ambiente. Lì a quel punto il totale, il beneficio totale non sarà in termini economici di risparmio sulla bolletta, ma più in generale di benessere e a quel punto forse diciamo, se volendo ragionare in termini contabili, a quel punto l'attivo è non tanto sulla spesa energetica, ma probabilmente sulla spesa sanitaria, andando a ridurre i rischi ad esempio, del formarsi di muffa all'interno dell'abitazione, che poi comporta malattie croniche, quindi appunto minore spesa sanitaria sia per il singolo sia per il sistema sanitario nazionale. Ecco, questo quindi è uno degli esempi da andare, diciamo, di effetti, di benefici multipli degli interventi di riqualificazione energetica, hard o soft che siano, volendo, diciamo, dare questa contrapposizione, e che poi in qualche modo vanno messi a sistema, considerati nella pianificazione delle misure. Diciamo, ecco, dal punto di vista dell'amministrazione locale, riprendo anche andando in ordine le domande degli utenti. Qui forse, diciamo, ecco, Marco aveva già fornito qualche esempio. Quali sono, sulla base appunto della vostra esperienza, in particolare del GRC, ma ovviamente anche Luciano può dare il suo contributo ben volentieri, ecco, quali sono quelle più efficaci da mettere in atto per l'amministrazione locale? Diciamo, campagne informative in qualche modo le abbiamo già toccate, e ricordo che nelle slide facevi riferimento appunto a degli one stop shop sostanzialmente, o integrated home renovation services, adesso con la nuova dicitura voluta dalla Commissione europea. Sì, diciamo, questo è un tema molto importante. Ci capita spesso quando parliamo con alcuni firmatari che la reazione, o quando presentiamo il pilastro, che la reazione sia: riconosciamo l'importanza del pilastro, ma non abbiamo strumenti, abbiamo un limitato spazio di azione. Quello che noi cerchiamo di solito di riportare come tema, come inquadramento delle azioni da considerare, è quello che comunque la municipalità ha diversi livelli d'azione, che sia appunto la campagna informativa, che sia un'attività di sensibilizzazione, iniziando con l'installazione di sistemi rinnovabili negli edifici pubblici, che fanno vedere come sia un miglioramento e che rendono più facile la comprensibilità di questi temi, o come in temi di public procurement vengano supportati gli elementi della parte di efficientamento, di quote rinnovabili o di comunità energetica. Ecco, diciamo che è bene pensare che non deve essere non è unicamente pensare a delle risorse economiche che non sono mai infinite, sono sempre molto limitate, che devono andare a finanziare grandi interventi. Ci sono diversi livelli di azione che rientrano nello spazio di movimento delle municipalità, quindi questo è quello che di solito suggeriamo come più che come azione specifica, come mindset, come modo di approcciare il problema. Sì, è vero Marco, e notoriamente la coperta è sempre troppo corta, quindi da qualche parte bisogna interagire e soppesare quelli che sono i pro e i contro degli impatti potenziali delle varie misure che possono essere economiche, ma gli utenti appunto propongono anche altri interventi di carattere ad esempio, ecco, normativo. Un collega appunto suggerisce di aggredire il fenomeno con l'introito dalla carbon tax, quindi ecco, chiede a noi, forse più Luciano può intervenire su, appunto, dare la sua opinione, oppure appunto intervento più di carattere normativo, di introdurre delle riduzioni del contributo di costruzione nel momento in cui c'è un intervento di riqualificazione urbana, quindi immagino qui si voglia intervenire con una sorta di premialità all'interno del regolamento edilizio. Qui forse più Marco forse può avere qualche esperienza a riguardo. Prego, non so, forse allora prima Luciano con sulla carbon tax, forse?
Sì, va bene, guardate, grazie per la domanda. La carbon tax è uno di quei rarissimi casi in cui c'è pressoché unanime accordo tra gli economisti, che in genere invece siamo litigiosi, quasi peggio, diciamo, qualsiasi categoria. E anche in quei casi in cui c'è uno scollamento fondamentale tra quello che diciamo riteniamo sia opportuno fare e quello che si fa nella realtà, nel senso che mettere le tasse è sempre difficile, mettere le tasse sulle emissioni di gas serra è pressoché impossibile. Non è un caso appunto che siano pochissimi i paesi al mondo che abbiano la carbon tax, e spesso si privilegia invece un altro approccio che alla fine diciamo fa una cosa simile ma lo fa in maniera un po' diversa, un po' camuffata, che è quello di mettere un tetto alle emissioni, cosiddetti sistemi come il sistema più grande al mondo, European ETS. Però diciamo è difficile dire, fare passare il messaggio che bisogna tassare, per quanto poi il risultato in teoria è che internalizzando il costo delle emissioni di gas serra diventa tutto un uso più efficiente. Peraltro diciamo in passato mi sono occupato di stime appunto degli effetti distributivi delle carbon tax, perché chiaramente mettendo una tassa sulle emissioni di carbonio, quello che succede è che poi alla fine la pagano le famiglie sia come consumatori finali sia appunto anche indirettamente per i prodotti. Il problema poi è che i proventi appunto che venivano menzionati nel commento devono essere utilizzati in maniera intelligente, e qui ritorniamo alle domande precedenti, cioè il policy maker nazionale, locale, regionale, quello che si vuole, dovrebbe utilizzare i proventi di questa carbon tax in primo luogo per far sì che i gruppi più colpiti e più vulnerabili vengano protetti, perché l'alternativa l'abbiamo vista, i Gilets jaunes, le proteste in Olanda contro la tassa sulla riduzione dei nitrogeni, in Germania c'è stata una mezza sommossa popolare per la protesta, per la proposta insomma di eliminare le caldaie a gas, quindi diciamo da un lato c'è uno scollamento anche nell'opinione pubblica, c'è una grande preoccupazione per l'emergenza climatica, ma quando poi si tratta, come dire, di tradurre questa emergenza in atti concreti per limitarla, ci sono giustamente le legittime istanze delle persone più colpite dai singoli provvedimenti che dicono: ma io la macchina la utilizzo perché devo fare 40 km al giorno per andare a lavorare e non ho piacere, diciamo, utilizzare una macchina inefficiente. Oppure appunto come faccio, non mi posso permettere la pompa di calore per riscaldare casa, come pretendete che mi riscaldi casa? Sono esattamente diciamo dei punti che non possono essere ignorati, quindi diciamo le politiche vanno pensate nel momento stesso prima dell'attuazione, esattamente diciamo a sterilizzare gli effetti proprio sulle fasce più vulnerabili. Quindi di nuovo, per ritornare in tema, una carbon tax assolutamente sì, va però pensato molto bene lo schema di utilizzo dei proventi, in particolar modo per appunto proteggere i gruppi più vulnerabili, e le politiche possono essere anche quelle che abbiamo menzionato prima. Allora, grazie Luciano. Ecco, lascio a Marco invece sul contributo di costruzione, e vedo anche un altro paio di domande finalizzate alle comunità energetiche e a quello che può essere il ruolo che possono svolgere in particolare nei comuni sotto 5.000 abitanti, e se questo, ecco, anche nell'esperienza di Marco, questa delle comunità energetiche in questo momento è un tema caldo, in attesa anche dei provvedimenti normativi che dovranno in qualche modo regolarizzare il tutto, se anche questa è una soluzione, come dire, gettonata dai comuni. Sì, allora sul tema del contributo di costruzione non ho riferimenti alla mano su azioni che possiamo aver visto in altri piani o in altri elementi che abbiamo visto nella attività che svolgiamo. Mi viene da dire una cosa, mi viene da fare il parallelo con l'auto elettrica o l'auto ibrida e l'esenzione dal bollo per 5 anni. Diciamo, la mia reazione sarebbe a una riduzione del contributo di costruzione. Perché no? Chiaramente si entra nel tema di avere una chiara definizione del perimetro e dei casi, e fare in modo che poi non diventi una cosa che non è che viene utilizzata per motivi che non sono quelli per cui era previsto all'inizio. Questo credo che faccia un po' il filo con il ruolo della municipalità nel avere un quadro normativo chiaro, che sia la descrizione del piano di costruzione o del piano urbanistico, e avere delle indicazioni chiare in quel senso,
penso che rientri anche lì nello spazio di manovra della municipalità. L'altro tema delle comunità energetiche sì, è un tema che crediamo che sia molto importante, in cui c'è ampio spazio, è un tema che in qualche modo in passato, magari in altre geografie, non quella, anche quella italiana, nel nord Italia in particolare, era un tema che era nato come possibilità di portare l'accesso all'energia in comunità che non ne avevano l'utilizzo. Adesso lo vedremo sotto un'altra lente. Crediamo che sia un tema importante, in cui c'è spazio di manovra. Come le municipalità possono avere un ruolo in questo caso? Richiamo le parti di prima di, come sempre, sensibilizzazione e diffusione, ma poi praticamente la municipalità ha comunque dei centri di consumo che possono fornire svolgere un ruolo, come dire, anche da carico di base, attorno a cui eventualmente sviluppare una comunità. Quindi ci sono diversi modi in cui questo può essere pensato, e crediamo che sia con la definizione in particolare del quadro normativo, un tema che debba essere considerato. Condivido un'altra cosa. In questo momento c'è un'altra iniziativa che si chiama la missione per le Climate Neutral and Smart Cities, che è un'iniziativa sempre a livello europeo, in cui le 100 città si impegnano a diventare climate neutral entro il 2030. Nel iniziare a vedere i piani che sono stati presentati da queste città pioniere, il tema delle comunità energetiche è un tema che è praticamente presente in 9 città su 10, quindi è un tema, diciamo, chiave, centrale. Poi ogni comune di quelli che ho visto lo declina in modo diverso, però è un tema importante. Allora, grazie Marco anche per l'accenno finale alle 100 città. Noi ne abbiamo 9, tra cui anche Roma, che fa capire bene quale può essere le possibilità anche di, come dire, di anticipare in maniera estremamente sfidante gli obiettivi che in altri casi sono al 2050. Proprio ricollegandomi a quello che dicevi tu sul tema della mobilità, nella città di Roma ricordo che oltre all'esenzione del bollo c'è anche l'esenzione dal pagamento delle strisce blu del parcheggio, se con una auto ibrida nuova. E andando a memoria ricordo invece per il regolamento edilizio l'esempio della città di Genova di un contributo, appunto di un minor costo per la costruzione, nel caso in cui negli interventi si prevedano tetti e pareti verdi, quindi anche soluzioni destinate all'adattamento. Concluderei, ormai mancano pochi minuti, con un'ultima domanda, in qualche modo chiudendo il cerchio e ritornando alla base su quella che è il requisito iniziale essenziale della disponibilità di dati. Un utente ricorda come fin dall'inizio impegnato a quello che era allora PAES, senza ancora la componente climatica, e la difficoltà di reperire dati di consumo a livello locale. Questo noi lo sappiamo bene anche per quello che noi proponiamo con la nostra piattaforma del monitoraggio dei PAES, che quelle che noi andiamo a fornire sono anche necessariamente delle stime. Ecco, su questo immagino si scateneranno i vostri commenti. Prego. No, io sono molto grato a questa domanda. Ricordo soltanto una citazione di Walter Deming, che è uno statistico, che dice: senza dati è soltanto la tua è soltanto un'opinione, e penso sia una frase molto vera. Diciamo, senza dati non è possibile verificare e analizzare se poi una cosa ha funzionato o meno, se una posizione è giusta e sbagliata. L'assenza di dati ci porta a un continuo confronto di opinioni che, insomma, chiaramente si può anche, come dire, avvicinarsi più alla verità, ma con molta
molta più fatica. L'utente, la domanda del signor Tassoni, no scusi, il signor Miatto faceva riferimento ai dati dei consumi. Oggi in Italia siamo all'avanguardia perché appunto siamo alla seconda generazione di smart meters, probabilmente credo sia l'unico paese al mondo o uno dei pochi che stia facendo addirittura un ragionamento di seconda diffusione di generazione di smart meters. Abbiamo un archivio centralizzato che è il sistema informativo integrato di ARERA gestito da acquirente unico, dove queste informazioni vengono raccolte con frequenza infraoraria, se ricordo bene. Queste informazioni però attualmente non sono disponibili se non appunto per le analisi di ARERA, e da poco appunto soltanto per le famiglie è disponibile informazione a livello provinciale. Credo che sarebbe opportuno, con tutti diciamo i crismi nel rispetto la sacrosanto rispetto alla privacy, per mettere queste informazioni a disposizione della collettività in forma aggregata, tabelle, e in forma anonimizzata per i ricercatori, così da consentire analisi sempre più sofisticate. Ci sono miliardi di euro in gioco per la transizione energetica, vanno indirizzati bene. L'altro tema fondamentale, e qui di nuovo giochiamo in casa, che è quella di Enea, è quello degli attestati delle prestazioni energetiche che menzionavo prima. I dati sono nelle regioni, i catastri sono regionali, ma c'è un archivio nazionale che Enea sta faticosamente popolando da diversi anni, e li ringraziamo per questo. Questo archivio restituisce le informazioni aggregate. Di nuovo sarebbe importante avere i microdati a disposizione della collettività, e qui ci sono invece il tema della privacy è un po' meno presente, nel senso che Francia, Spagna, Bulgaria, Irlanda, Inghilterra, Scozia, c'è un lungo esempio di paesi in cui queste informazioni sono liberamente consultabili su internet, e di nuovo averle consentirebbe di fare un salto da gigante nell'elaborazione di tutte quelle che sono le politiche, per non parlare poi anche degli aspetti di sviluppi di prodotti finanziari e via dicendo, perché appunto gli edifici sono una parte rilevante insieme ai trasporti e all'industria, sono questi tre grandi settori che sono coinvolti nella sfida della decarbonizzazione. Senza informazioni dettagliate non si va avanti. Grazie Luciano. Marco? Sì, mi veniva, sono completamente in linea con quanto presentato da Luciano. Mi veniva da chiudere condividendo un esempio relativo sempre al pilastro di energia. Questo pilastro è stato già attivo da diversi anni in un'altra regione, che è la regione del Sub-Saharan Africa, quindi un contesto completamente diverso. Ma quello che volevo riportare era la testimonianza da alcune città che si trovavano poi a fare il piano e si trovavano nella situazione che veniva proprio presentata nel commento. Una grande difficoltà nell'accedere ai dati, l'utility che non li mette a disposizione. Quello che abbiamo poi visto è che però avere la possibilità di agire con una rete, con degli altri livelli di supporto, ha poi aiutato nel avere l'accesso a questi dati, e queste città sono state poi in grado di completare il loro piano e avere una iniziale raccolta dati che poi nel tempo diventerà, si spera, più accurata. Quindi volevo solo chiudere con questo esempio, con questa nota un po' positiva, ma riconoscendo in pieno che questo è un elemento critico che deve essere affrontato e per cui serve supporto, e quello che cerchiamo di fare appunto tutti è cercare di andare piano piano a coprire questa barriera. Benissimo, grazie. E allora siamo arrivati alla conclusione di questo primo appuntamento. Io ringrazio veramente di cuore Luciano Lavecchia e Marco Pittalis per il contributo fornito, un grandissimo valore aggiunto. Ringrazio tutti gli utenti che diciamo abbiamo avuto un picco di, se non sbaglio, 75 utenti, che è veramente un numero importante e significativo, soprattutto per ecco, un argomento abbastanza tecnico come questo, considerando pure che lunedì mattina. E nel ricordare il questionario, adesso verrà proiettato un QR code a cui fare riferimento per accedere al questionario. Io ringrazio ancora e ricordo una delle domande era quella sulla disponibilità delle slide proiettate. Saranno disponibili sul nostro sito, nella sezione eventi del sito Enea. Grazie ancora a tutti e buona giornata. Grazie.